Oggi ho convocato a Venezia tutti i comuni interessati dall'attuale sede della Romea e da una potenziale variante, le province di Venezia, Rovigo e Padova, insieme al sindaco ovviamente della città metropolitana, a tutte le associazioni di categoria e anche al mondo sindacale e le parti sociali. Ho posto la problematica della necessità di porre al governo l'urgenza di pensare ad una risoluzione definitiva di quella che è la criticità della Romea e il fatto che la Romea costituisce la strada più pericolosa d'Italia. Di fatto ho incassato un sì con dei però e delle richieste di attenzione ovviamente da parte dei sindaci più ampie sul territorio, però di fatto c'è stata una condivisione unanime sulla necessità di porre il problema.